Bene, abbiamo visto come Tristano è diventato grande. Adesso dobbiamo fare avanti veloce col telecomando. Tristano muore a 63 anni, ha dei figli, dei discendenti che vogliono assolutamente dividersi l'eredità e così nascono due rami della famiglia, i Savorgnan del Torre e i Savorgnan del Monte. L'albero genealogico sembra proprio lo stemma dei Savorgnan, questo triangolo nero in araldica si chiama scaglione, la famiglia divisa in due. E dalla parte del Torre una Elisabetta sposa un nobile di Vicenza e nasce Luigi da Porto. Se passeggiate a Vicenza a un certo punto su una casa leggete la targa: qui ha vissuto Luigi da Porto, autore di Giulietta e Romeo. E la gente sotto la targa che si guarda con lo sguardo interrogativo. Sì, perché loro hanno visto Shakespeare in Love, in cui Shakespeare si inventa la storia di Giulietta e Romeo mano a mano che la scrive. E dà un po' fastidio sapere che quelli che hanno scritto Shakespeare in Love è gente che ha studiato Shakespeare, perché dà fastidio pensare che è tutta una bugia. Perché Shakespeare, lo leggete nell'enciclopedia, non ha inventato neanche una delle sue storie. Non ne aveva il tempo, doveva continuamente sfornare copioni per la sua compagnia teatrale e allora prendeva storie già esistenti. E la storia di Giulietta e Romeo, per dire, era già stampata in inglese 2 anni prima che Shakespeare nascesse. Ed era stata tradotta dal francese, quella in francese era stata tradotta dall'italiano. Insomma, alla fine della catena c'è Luigi da Porto, il nipote di Tristano, il creatore di Giulietta e Romeo, come nelle serie TV. Nei titoli di testa c'è scritto creato da. Quello che crea i personaggi, la situazione, è lui. Poi ci sono gli sceneggiatori degli episodi che partono da lì. E la storia di Giulietta e Romeo, Luigi da Porto, l'ha dedicata a una donna, a Lucina, bisnipote di Tristano, ma dell'altro ramo della famiglia. Perché l'ha dedicata a lei? Nessuno se l'è chiesto per diversi secoli, finché nel 1985 un professore inglese, Cecil Clough, che studiava Luigi da Porto da 30 anni, ha tenuto una conferenza a Vicenza dal titolo La vera storia di Giulietta e Romeo. E da Verona sono venuti sfregandosi le mani dicendo: ah, questa è la volta buona che si stabilisce che Giulietta e Romeo sono esistiti veramente. E invece il professore comincia la conferenza e dice che, carte alla mano, ha concluso che Luigi deve aver avuto una storia d'amore con Lucina che è finita male, e quindi lui ha scritto Giulietta e Romeo per rievocare la loro storia d'amore. Quindi i veri Giulietta e Romeo sono Luigi e Lucina, e a Udine e non a Verona. E i veronesi non l'hanno presa bene. Quindi, stavamo facendo avanti veloce col telecomando. Fermiamoci all'inizio 500. Cosa è successo nelle puntate precedenti? Allora, nelle puntate... cosa vi siete persi? Giacomo, il padre di Lucina, è andato a combattere a Pisa per difendere la città ed si è ammalato ed è morto. La sua vedova, Maria, ha avuto una storia d'amore con Pietro Bembo. Pietro Bembo, se ve lo ricordate, per dirne una, è il padre della grammatica italiana. E conosciamo questa storia d'amore dalle loro lettere che ci sono arrivate. Una storia d'amore struggente, con sotterfugi, poesie litigate, i guardiani di lei che perdono le staffe. E poi i cugini Savorgnan, tutti i cugini Savorgnan che investono un sacco di soldi a Venezia e li perdono tutti e litigano tra di loro. Antonio, ricordatevi Antonio, che da giovane si innamora di una monaca e si mettono insieme e hanno dei figli che, essendo figli naturali, non possono ereditare, però Antonio li manda a studiare all'Università di Padova. E poi tutti gli episodi sui turchi in Friuli. E poi Giulia, la sorella di Lucina, che era bellissima, di una bellezza inimmaginabile,
che va a Padova e tutti gli studenti di Padova si innamorano di lei e trascurano gli studi. Pazzesco, che puntate! E tutte cose molto belle, e poi torna la guerra proprio qua in Friuli. Il pretesto per la guerra è futile. L'imperatore adesso è Massimiliano. E qua Cormosi in piazza, cioè, uscite dal teatro, 200 metri, c'è la statua di Massimiliano, l'imperatore, che in quel momento non è ancora imperatore, vuole farsi incoronare dal Papa. Allora chiede a Venezia di poter attraversare i territori veneziani per andare a Roma con l'esercito. Venezia gli dice di no e così scoppia la guerra. E all'inizio Venezia vince, tanto vince troppo, allarga i territori, e alla fine all'imperatore si uniscono tutti quelli che temono Venezia, la Francia, la Spagna, il Papa, tutti contro Venezia, e Venezia le prende e perde tutte le città della terraferma, compresa Vicenza, dove sta Luigi da Porto. Ecco, Luigi da Porto ha 24 anni, è un tipo vivace, intenso, ambizioso, e poi se vedi le sue carte vedi che si fa male un sacco di volte. Quando i tedeschi occupano Vicenza, lui gli dà fastidio il loro comportamento arrogante e fa botte con due di loro, con gli occupanti. Che tipo. Un'altra volta è a letto per non si sa quale malanno e Bembo gli scrive: cerca di riguardarti, anche se non ne sei molto capace. Un'altra volta scrive che è ferito al braccio destro. Un'altra raccontano che stava cavalcando in città e rovescia a terra con tutto il cavallo e per poco non muore, chissà cosa stava cercando di fare. Insomma, Venezia va alla riscossa, libera Vicenza e Luigi si arruola nell'esercito veneziano, ti pareva? Sì, ma perché il suo sogno è di fare il cavaliere. È un nobile, ha aiutato Venezia a liberare Vicenza, gli danno il comando di 50 balestrieri a cavallo. Sì! E poi lo mandano in Friuli. No! Perché? Perché Luigi voleva fare le grandi battaglie in Veneto, in Lombardia. In Friuli non succede niente. Perché è successo questo? Perché suo zio Antonio è il capo militare veneziano. E Luigi gli scrive: sono molto triste, ma è bello sapere che mi vuoi lì. E così Luigi va in Friuli. E cosa trova? Beh, intanto trova Lucina, che in questo momento dovrebbe avere 16-17 anni. Non è ancora sposata, è una cosa strana, ma questa è una cosa non spiegata. Poi trova la guerra, naturalmente, che in questo territorio in Friuli sono saccheggi, villaggi, e qualche assalto a qualche castello, mai decisivo. E poi trova quello che abbiamo lasciato con Tristano. La gente che ama i Savognani e la gente che odia i Savognani. Vi ricordate Tristano che si fa aprire le porte di Udine dall'interno e poi però viene respinto dal resto della popolazione? Ecco, questi odi di parte sono andati avanti per 100 anni e adesso le due fazioni hanno anche dei nomi. Ci sono gli strumieri, suono tedesco, che sono per stare con l'impero. Noi siamo mitteleuropei. E poi ci sono gli zamberlani, che suona come savognani, che sono per stare con Venezia. Noi siamo mediterranei. E gli strumieri, che vogliono stare con l'impero, sono i nobili, i castellani, i proprietari terrieri. E gli zamberlani sono invece il popolo, i commercianti, vogliono stare con Venezia. E Antonio è il capo degli zamberlani, il capo della fazione. Lui vota per fare leggi a favore del popolo. Questa gente si odia così tanto che si odiano come Novax e Provax, come fascisti e comunisti, borghesi, sanculotti, guelfi e ghibellini. Ci sono risse per strada. Venezia cerca di punire chi si fa coinvolgere. Vi ricordate Giulietta Romeo, all'inizio di Giulietta Romeo, il principe di Verona che dice basta litigare, e Luigi si trova lì in mezzo e dovrebbe essere super partes perché lavora per Venezia, però suo zio è il capo di una delle due fazioni. E allora ecco che a Luigi comincia a girare in testa
questa storia da scrivere. Lui che in tutta la sua vita scriverà solo quella storia lì. E allora immaginiamoci, perché no, anche Luigi non è che si inventa proprio tutto, c'era già un racconto scritto 50 anni prima, romantico, i protagonisti si chiamavano Mariotto e Ganozza, quindi partiamo già male. Immaginiamo Luigi che si legge proprio Mariotto e Ganozza per le strade di Udine, e mentre pensa a questo racconto da scrivere. Oh, è ambientato a Siena? Io lo farei a Verona. Le due famiglie non sono nemiche, ma ci sta che siano nemiche. E non vediamo l'incontro tra Mariotto e Ganozza? No, bisogna vedere come si incontrano. E santo cielo. Si sposano di nascosto, corrompono un frate. Mariotto fa una rissa, ammazza uno qualunque, no. Sarebbe più forte se ammazzasse uno che proprio appartiene alla famiglia di lei. E scappa ad Alessandria d'Egitto, esagerato. I genitori di Ganozza vogliono sposarla a uno e il frate le dà una pozione che la fa sembrare morta, bello. Poi il frate la tira fuori dalla tomba e vanno ad Alessandria, basta Alessandria. Fanno tardi, e Mariotto viene a sapere che Ganozza è morta, torna a Siena, vuole morire dentro la tomba di Ganozza, ma se la apre scopre che Ganozza non c'è. Lo beccano subito prima che apra la tomba, lo processano e gli tagliano la testa. Ganozza e il frate tornano, lei si dispera e va in convento dove muore di tristezza. Un finale un po' lento. E quindi Luigi pensa a questo racconto, e avete visto che Luigi un po' copia, però ci mette dentro cose importanti di suo. La festa in maschera dove si incontrano i due, la inventa lui. Le fazioni in guerra nella città, che non c'erano. I nomi, tutti nuovi per fortuna. I Montecchi stanno a Udine in questo momento qua. Erano stati scacciati da Verona, sono venuti a Udine e sono amicissimi di Antonio, i Montecchi. Ora si chiamano Monticoli. E come niente, uno di loro avrà detto a Luigi: senti, sai che noi siamo nella Divina Commedia, i Montecchi? Sì, guarda qua. Purgatorio, canto sesto. Vieni a vedere Montecchi e Capelletti. Vedi? Questo è Dante che parla all'imperatore e dice: vieni a vedere queste famiglie che si fanno la guerra perché tu non ci sei qua in Italia. Si vede che noi Montecchi a Verona eravamo ai ferri corti con questi Capelletti, no? Allora, Luigi, se vuole scrivere un racconto storico su due famiglie in guerra, dove vuoi che lo ambienti? A Verona, tra Montecchi e Capelletti, quando Dante era lì, nel 1303. Però Luigi non sapeva, e neanche Montecchi, che i Capelletti non erano una famiglia di Verona. La casa del cappello che vedete a Verona è di una famiglia che è arrivata dopo. I Capelletti erano di Cremona e non erano neanche una famiglia, erano una fazione. La fazione dei Capelletti, nemica della fazione dei Barbarasi o Troncaciuffi. Poi altri nomi che inventa Luigi. Il papà di Giulietta, il capo della fazione della famiglia dei Capelletti, Antonio si chiama. E Romeo, la parola Romeo vuol dire pellegrino. I Romei erano quelli che andavano in pellegrinaggio a Roma, i Palmieri quelli che andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme. E nel racconto di Luigi, la storia di Giulietta e Romeo è raccontata da un veronese di nome Peregrino. Quindi Peregrino che racconta la storia di Romeo, che vuol dire pellegrino, vuol dire che chi narra la storia è anche il protagonista. E Giulietta, la sorella di Lucina, si chiamava Giulia, è la sorella maggiore ed era famosa per la sua bellezza. E Lucina, sorella minore di Giulia, la piccola Giulietta. Poi Pietro, il messaggero che porta i messaggi da Giulietta a Romeo a Mantova. Si chiama Pietro, i Savognani avevano un ambasciatore di nome Pietro.
poi chissà, fra Lorenzo, Tebaldo, di quelli non sappiamo, Lodrone, in Shakespeare, quello che deve sposare Giulietta, si chiama Paride, e da Porto invece scrive il cognome, Lodrone, che è un conte imperiale che tratta con Antonio. Poi Luigi aggiunge anche le visite alla finestra. Al balcone? No, alla finestra. Anche in Shakespeare, Shakespeare non scrive mai balcone, scrive window. Il balcone è arrivato dopo, nel Settecento, hanno fatto uno spettacolo che è piaciuto a tutti, in cui c'era una scena al balcone, l'hanno presa e l'hanno messa da allora in tutte le rappresentazioni di Giulietta Romeo. E poi Luigi aggiunge il veleno che si beve Romeo, e Romeo che entra nella tomba, perché Giulietta è proprio dentro la tomba, aggiunge il doppio suicidio molto melodrammatico. Romeo non muore mica subito, non muore prima di Giulietta, prima che Giulietta si svegli, beve il veleno, lei si sveglia, parlano e lui muore lentamente tra le sue braccia. Poi aggiunge la pace tra le famiglie e aggiunge alla fine l'invettiva contro le donne che non sono fedeli come Giulietta. Quindi direi che Luigi ha fatto un discreto lavoro. Ma allora, cosa è successo tra Luigi e Lucina? Dobbiamo andare un po' per documenti e un po' per deduzioni. Intanto un'ipotesi difficile. Se si sono innamorati a Carnevale del 1511, Luigi era già in Friuli da un anno, non si sono mai incontrati prima? Però Luigi era a distanza non a Udine ma a Cividale, i Savognani avevano diverse residenze in Friuli, andavano anche spesso e volentieri a Venezia, che era la metropoli, si andava lì per divertirsi. E poi Girolamo, zio e tutore di Lucina, odiava Antonio, zio di Luigi. Si odiavano a vicenda, troppi interessi in contrasto. E quindi dai, ci può essere che Luigi e Lucina per un anno hanno fatto la loro vita e non si sono mai incontrati. E fanno la loro vita, intanto la tensione a Udine cresce costantemente. Antonio accusa gli strumieri di tramare con l'imperatore per far invadere il Friuli. Gli strumieri si spaventano e chiamano uomini armati da fuori. Antonio chiama uomini armati, gli strumieri altri uomini armati, Antonio altri uomini armati, alla fine non sanno più dove metterli a dormire a Udine. Il luogotenente arriva a Carnevale, mercoledì grasso, è stufo. Convoca Antonio e i capi strumieri a castello e gli dà l'ultimatum: basta litigare, fate la pace. Loro fanno la pace e poi scendono dal castello tutti rilassati e vanno a una festa in maschera, una festa in maschera che è organizzata da Maria, la mamma di Lucina. Antonio no, non ci va, forse perché c'è Girolamo, lui va a casa, però c'è Lucina. Lucina si suona, si danza e Lucina canta. La canzone che avete sentito prima nella pausa, non l'ho scelta a caso, è nominata proprio da Maria in una delle sue lettere. Maria cantava molto bene e Lucina anche cantava degnamente, scrive il cronista che racconta queste cose in contemporanea. Quindi se Luigi e Romeo, vediamo quello che fa Romeo nel racconto. Vediamolo fare quello che fa Romeo. Allora, è in costume, maschera e costume. Da cosa? Da ninfa. Sì, Romeo nel racconto di Luigi è vestito interamente da ninfa. E lì è la festa perché cerca una donna che sta corteggiando. E a un certo punto tutti si tolgono la maschera, forse per festeggiare che è stata fatta la pace, e Lucina vede Luigi in faccia e si innamora subito e sente di non avere più il controllo di se stessa e non ha il coraggio di andare a parlargli. Sta lì, lo guarda per tutta la festa. Luigi si accorge ogni tanto che c'è questa ragazza molto bella che lo guarda, però lui è tutto triste e depresso perché questa donna non gliela dà la speranza, non gli dà speranze, e Lucina chiede di lui, scopre chi è, insomma finisce la festa, arriva l'ultimo ballo della festa, il ballo del torchio, che è un ballo in cerchio in cui si viene presi e buttati a caso dentro, e Lucina finisce accanto a Marcuccio, che
che uno che ha le mani sempre ghiacciate, e accanto a lei dall'altra parte arriva Luigi con le mani calde, e Lucina gli parla per prima e gli dice: oh, che bello che sei qui accanto a me, Luigi. E Luigi, come? E Lucina fa un passo indietro: ah, che bello, perché almeno tu mi scaldi la mano mentre Marcuccio mi ghiaccia la destra. Ma Luigi non se la fa scappare: se io ti scaldo la mano, tu mi scaldi il cuore. E Lucina non si tiene più: oh Luigi, io ti giuro che non c'è donna in questa sala più bella di te, perché è vestito da ninfa. Si sono innamorati. E però il giorno dopo c'è la Zobbia Grassa. Gli Zamberlani prendono gli strumieri, li trascinano in strada e li ammazzano come maiali. Decine e decine. Venezia fa partire un'inchiesta su Antonio per questa cosa. E intanto Luigi va a trovare Lucina alla finestra. Un momento. Sì, non va a trovarla a casa perché Girolamo non vorrebbe. Però in una città in cui ti ammazzano, tu avresti una finestra accessibile sulla strada? Nessun problema, perché i Savognani hanno un palazzo con corte interna. Sarà diviso tra due famiglie che si odiano, però basta attraversare la corte e sei alla finestra. E sapete che Luigi e Lucina potevano sposarsi alla finestra? Perché prima del Concilio di Trento, e siamo prima del Concilio di Trento, non servivano testimoni, non servivano preti, religiosi, no. Li hanno introdotti dopo col Concilio di Trento perché ovviamente era un casino. Cioè uno poteva dire: io quella lì non l'ho mai sposata, non ci sono testimoni. Ma prima bastava dire: io ti sposo, anche alla finestra, ed eravate sposati. Matrimonio indissolubile di fronte a Dio. E quindi Luigi e Lucina si saranno sposati, ma erano cugini. E la legge di allora diceva: ci si può sposare solo se dell'antenato comune uno dei due almeno è lontano di 5 gradi. E quindi loro avranno fatto il conto. Allora, Lucina, Giacomo, Pagano, Tristano 3, no. Luigi, Elisabetta, Nicolò, Urbano, Tristano 4. Non arriviamo a 5. Non potevano sposarsi. Cioè potevano se chiedevano una dispensa papale, se ne facevano centinaia ogni anno, ma è ben diverso da sposarsi alla finestra. E quindi non si sono sposati. Si vedono clandestinamente per un mese e dopo c'è un terremoto tremendo che butta giù anche il castello di Udine, poi arriva la peste e poi in giugno Luigi viene ferito in battaglia. Vi ricordate che riesce a farsi male da solo? Questa battaglia, vicino a Manzano, ci sono 400 tedeschi, sono così in inferiorità che vengono ammazzati tutti e 400. Dei veneziani muoiono in 2. E Luigi riesce a farsi malissimo. Viene ferito malissimo, uno spadino gli perfora la gola e gli punge il midollo spinale. Una spada nella gola e non muore dissanguato. Vi rendete conto? Poteva essere morto. E noi abbiamo Giulietta Romeo per questa ferita assurda. Viene soccorso, portato a Udine e paralizzato dalla testa in giù, perché il midollo si chiama shock spinale, il midollo è infiammato e non fa passare i segnali. E lo mandano dopo pochi giorni a Padova, dove ci sono i medici migliori, però recupera, l'infiammazione cala, però rimarrà sciancato sulla destra per tutta la vita. E Lucina? Si saranno detti arrivederci, però non finirà bene. Antonio, senza aiuti da Venezia, si vede arrivare un mega esercito tedesco. E cosa può fare? Decide di passare dalla parte dei tedeschi. Ah, traditore! Venezia gli mette una taglia sulla testa e qualche mese dopo degli strumieri a Villacco lo ammazzano e siccome sono parenti di quelli ammazzati durante la Zobbia Grassa a Udine, gli spaccano la testa e danno il suo cervello in pasto a un cane. Ce l'avevano un po' con lui.
Girolamo no! Arriva il mega esercito tedesco, lui resiste per un mese sotto le cannonate nel suo castello a Osoppo. E lui, Girolamo, è un eroe. Antonio è il traditore. Quindi c'è la questione dell'eredità di Antonio. Il suo erede sarebbe Francesco. Ma Venezia dice, se dobbiamo fidarci, almeno che Francesco sposi una figlia di Girolamo l'eroe. Girolamo, invece di dargli una figlia, gli dà Lucina, la nipote. Un momento, sono ancora cugini, chiedono la dispensa papale. Arriva e così Lucina si sposa con Francesco a 21 anni. E Luigi cosa fa? Si incazza, arrivederci, e scrive questa novella e in fondo scrive l'invettiva contro le donne che non sono fedeli. Esagera anche, scrive: miseri gli uomini che non possono sperare che le loro donne muoiano con loro. Ma insomma era giusto un altro modo per farsi male da solo. E così finisce. Però ogni tanto mi viene da pensare, se una chiromante avesse letto il futuro a Luigi, al giovane Luigi, cosa avrebbe dovuto dirgli? Della tua attività principale, del tuo sogno, fare il cavaliere, andrà tutto a puttane. La donna di cui ti innamorerai si sposerà con un altro. Di te non si ricorderà nessuno. Però il racconto che scriverai per hobby sarà conosciuto da tutta l'umanità. Grazie. Chi parla e non saprebbe